a salire il numero dei contagi in Calabria, situazione più delicata nel Cosentino, preoccupa il focolaio in un CAS di Rende. Ancora uno sbarco in Calabria, il terzo in 2 giorni. A Crotone si arena un veliero con 60 persone a bordo, al momento ne sono state rintracciate 45. La sanità calabrese in ginocchio, il commissariamento un fallimento, il sindacato incontrerà il ministro Speranza il prossimo 8 settembre. La possibilità di individuare un attacco cardiaco in corso utilizzando l'orologio della Apple, una straordinaria scoperta della Società Italiana di Cardiologia e del suo presidente Ciro Indolfi. È finito in manette a Gioia Tauro, beccato dagli agenti del commissariato della città del Porto nel corso di un servizio antidroga. A questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale, lo avete visto dai titoli, tornano a crescere le positività nella nostra regione, oggi si registra un +22. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 155.296 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.513, 22 in più rispetto a ieri. Quelle negative 153.783. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 9 in reparto, 8 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 9 in reparto, 42 in isolamento domiciliare, 446 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 3 in reparto, 81 in isolamento domiciliare, 285 guariti e 19 deceduti. A Crotone 1 in reparto, 10 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 8 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti. Altre regioni o stati esteri 130. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 9, di cui 5 non sono residenti. Dei 9 pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive di Cosenza, 4 sono non residenti. A Cosenza sono stati intercettati 20 casi, di questi 16 sono riconducibili al centro di accoglienza per migranti di Rende, 2 sono riconducibili invece a focolai già noti. Il caso rilevato oggi al laboratorio di Lamezia Terme, basso viremico, è riconducibile al focolaio generato dalla Sardegna. Il paziente rilevato all'AO di Catanzaro invece è riconducibile al CARA di Crotone. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.755. Allora, fin qui i numeri ufficiali con il bollettino diramato dalla Regione Calabria. Adesso cresce il focolaio, vediamo caso per caso nel CAS rendese, fra i positivi anche un operatore, c'è anche un ricovero in più nel reparto di malattie infettive a Cosenza. Invece sullo Ionio sono diverse le situazioni da monitorare, mentre ad Amantea sono state ore di tensione proprio per la fuga di un nigeriano positivo ospite del CAS. A Oppido Mamertina invece continua lo screening sui contatti dei soggetti coinvolti nel focolaio. Da questa mattina sono 9 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Annunziata di Cosenza, a necessitare delle cure ospedaliere un contagiato residente nella città dei Abruzzi. Situazioni sotto controllo, solo in un caso si è stati vicini al trasferimento in terapia intensiva, che resta vuota relativamente ai casi di Covid-19, ma la ventilazione non invasiva ha scongiurato lo spostamento. Complicazioni renali per uno dei ricoverati che necessita di trattamento dialitico. In provincia di Cosenza sale il numero dei contagiati. Nel ciclo di tamponi effettuati dopo la scoperta della positività di 2 migranti in un CAS di Rende sono risultati positivi altri 14 ospiti e un operatore, ma la situazione è in evoluzione perché gli ospiti sono in tutto 37. Altri 3 soggetti positivi sono stati scoperti durante l'attività di contact tracing della Task Force Cosentina. Diverse le situazioni da monitorare sullo Ionio. Si stanno individuando i contatti dei casi di Cogliano Rossano, dove insiste un focolaio certo e c'è la possibilità che se ne inneschi un altro. A Cassano, dopo il ricovero di un cittadino del Bangladesh, l'attività di indagine sui contatti ha rilevato al momento altri 5 soggetti positivi, ma non è escluso che ne emergano altri.
Sempre a Cassano si stanno effettuando tamponi sui contatti di un caso di ritorno. Preoccupazione ad Amantea per l'allontanamento dal CAS della cittadina tirrenica di un migrante nigeriano risultato positivo insieme a 2 senegalesi. Si tratta di un nigeriano da tempo ospite della struttura che l'USCA di riferimento ha messo sotto osservazione programmando un centinaio di tamponi. Un nuovo caso a Simeri Crichi, nel Catanzarese. Si tratta di una donna proveniente dal Piemonte che è stata ricoverata a Catanzaro. Sono in corso i controlli sui contatti stretti. Buone notizie da Oppidum Mamertina. 150 tamponi dei 600 eseguiti sono risultati negativi. Anche in questo caso bisognerà attendere gli esiti della processazione per stabilire l'entità del focolaio. I dati sono abbastanza chiari. Ti ho inviato una immagine che mostra l'andamento dei contagi in Italia negli ultimi 2 mesi, dei ricoveri e anche delle terapie intensive. Tutti e 3 questi grafici mostrano lo stesso andamento. Sia i positivi stanno aumentando, sia i ricoveri, sia le terapie intensive. I numeri sono ancora relativamente bassi, ma la crescita è già di tipo esponenziale. Abbiamo dei raddoppi in un tempo che può essere stimato tra 8 e 10 giorni, cioè ogni 8-10 giorni questi numeri tendono a raddoppiare. Ovviamente il periodo di osservazione è ancora relativamente breve perché corrisponde più o meno alla seconda, diciamo alle ultime 3 settimane di agosto, però la tendenza non è affatto positiva, perché appunto come ci aspettavamo non stanno aumentando solo i contagi come ci eravamo accorti nei giorni scorsi, ma stanno aumentando i ricoveri e le terapie intensive come ci aspettavamo, ovviamente con un certo ritardo rispetto ai contagi stessi. A proposito di contagi, c'è un nuovo sbarco questa notte avvenuto a Crotone. In 60, tra cui alcune donne e dei bambini, sono approdati a capocolonna a bordo di un veliero. Intanto la Guardia di Finanza ha raccontato in un incontro proprio con la stampa le operazioni di soccorso avvenute domenica scorsa nella tragica esplosione dell'imbarcazione in cui hanno perso la vita 3 persone. Eccole le foto dell'ultimo sbarco la notte scorsa a Crotone. Un veliero con 60 migranti si è arenato a poca distanza da Capocolonna in località Alfieri. È il terzo sbarco in 3 giorni sulla costa crotonese. 5 gli sbarchi nel solo mese d'agosto. Domenica scorsa la tragedia ha costato la vita a 3 persone. Una donna, un uomo e un ragazzo, probabilmente una famiglia, che sono stati praticamente trovati abbracciati in mare. 2 militari della Guardia di Finanza sono feriti, sono ricoverati in ospedale a Crotone, ma le loro condizioni sono buone. Uno dei nostri colleghi si è rotto una gamba, un altro ha avuto un po' di contusioni e qualche bruciatura, ma per fortuna, grazie alla loro perizia, grazie a qualcuno lassù, ai nostri è andata bene. 3 morti e 2 feriti, la lotta contro la morte e il soccorso in mare, operazioni condotte dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto. Oggi i finanzieri hanno raccontato quei momenti difficili. Eravamo in un fazzoletto d'acqua e eravamo distanti circa 20 metri quando c'è stato prima del fumo che si è alzato, una colonna di fumo, poi sono propagate le fiamme e a seguito c'è stata questa esplosione. Io mi sono lanciato a mare dopo che ho messo da parte la qualifica di comandante di bordo e ho messo davanti l'uomo, in quanto vedendo un collega che era in balia delle onde e gridava a gran voce che non ce la faceva più, lì metti davanti l'uomo e abbandoni per un attimo la qualifica che rivesti a bordo, per poi non dimenticare tutti gli altri migranti che sono riuscito a salvare ringraziando il Signore sempre e purtroppo vedendo anche un povero ragazzino accanto a me che non ce l'ha fatta, quindi sono immagini forti che ti rimangono nella mente e che ti fanno accrescere sia come uomo che come esperienze lavorative.
Parliamo adesso invece di sanità in Calabria, in ginocchio. Il commissariamento è diventato un fallimento, il giudizio è stato espresso dal Partito Democratico e dalla triade CGIL, CISL e UIL in un serrato confronto che si è svolto alla Lamezia. Il prossimo 8 settembre ci sarà un incontro con il ministro Speranza. Tavolo di lavoro nella sede regionale del PD alla Lamezia Terme, confronto con i sindacati, obiettivo agganciare la Calabria alla ripartenza dell'Italia. Il momento è adesso, è stato sottolineato nel corso della riunione in cui si è parlato di fondi europei, lavoro, infrastrutture e soprattutto la sanità definita allo sbando nella nostra regione. L'emergenza Covid ha messo a dura prova il sistema e non c'è da stare tranquilli. Noi siamo molto preoccupati oggi dell'assenza di una iniziativa, di una proposta della Regione in merito all'apertura delle scuole, in merito alla fase autunnale. Non sappiamo cosa hanno previsto, cosa vogliono fare, quali sono gli ospedali Covid. C'è un'assenza totale nel dibattito politico. L'idea è quella della riforma. In Calabria bisogna far nascere le aziende uniche provinciali hub, mettere insieme gli hub e gli SPOC in tutte le province calabresi. In più dobbiamo aprire la fase del nuovo piano sanitario calabrese. Previsto un incontro con il ministro. Giorno 8 siamo dal ministro Speranza per pretendere il superamento del piano di rientro. Il commissariamento non è più contestualizzato a ciò che ha trasformato l'emergenza sanitaria da Covid sul Paese e in modo particolare la Calabria. In questo momento occorre mettere da parte tutte le questioni che riguardano la politica partitica e serve soprattutto fare un ragionamento di sistema. Noi dobbiamo ridare alla Calabria un orizzonte. Le emergenze che questa regione ha sono tante, c'è bisogno di un grande patto sociale, c'è bisogno di mettere insieme le forze sane di questo territorio che ancora per fortuna sono tante. Quindi un appello alle istituzioni, alle forze politiche, alle stesse forze sociali di remare nella stessa direzione. Sul fallimento del commissariamento lungo 11 anni nella nostra regione si è tutti d'accordo. E a proposito di sanità c'è la possibilità di individuare ad esempio un attacco cardiaco in corso utilizzando proprio l'orologio della Apple, una straordinaria scoperta che è stata fatta dalla Società Italiana di Cardiologia e dal suo presidente Ciro Indolfi. Un orologio intelligente potrebbe contribuire a ridurre drasticamente i tempi di diagnosi dell'infarto e quindi migliorare la prognosi dei pazienti, che dipende moltissimo dal tempo che intercorre fra l'inizio dei sintomi e la terapia effettuata con l'angioplastica coronarica. La possibilità di individuare un infarto in corso con rapidità e semplicità, grazie all'uso di un semplice smartphone, può essere di grande aiuto in determinate situazioni nel ridurre le conseguenze negative di un attacco cardiaco, come sottolinea Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia e senior autore della ricerca. Lo studio che abbiamo fatto e che è stato presentato al Congresso Europeo di Cardiologia è stato pubblicato su una rivista importante che è JAMA Cardiology, ha dimostrato per la prima volta che i smartwatch che noi utilizziamo di solito possono servire non solo per le aritmie, ma anche per fare la diagnosi di infarto. Quindi è stata una ricerca che ha avuto un grande riscontro anche mediatico, perché questi smartwatch sono molto diffusi nella popolazione e c'è sempre più un trend nell'utilizzo di questi device per tenere sotto controllo il corpo umano. Un sistema molto interessante è quello per la diagnosi della fibrillazione atriale, che è un sistema automatico e che consente nei pazienti che hanno disturbo del ritmo a poter fare una diagnosi, diciamo, da soli, automatica, e questo già esiste. La novità della nostra ricerca è stata quella di estendere l'uso di questi smartwatch anche per le sindromi coronariche acute, cioè per le malattie delle coronarie. Noi abbiamo studiato 100 pazienti, abbiamo effettuato un elettrocardiogramma standard, poi abbiamo utilizzato delle posizioni sul torace, abbiamo posizionato lo smartwatch
in diverse posizioni del torace e con questa tecnica siamo riusciti ad avere in una percentuale molto alta, nel 94%, abbiamo confermato la diagnosi che era stata fatta con un elettrocardiogramma standard. Quindi qualche cosa che sicuramente ha una grande ripercussione, soprattutto perché in Italia e nel mondo ci sono milioni di persone che utilizzano oggi gli smartwatch. A differenza della fibrillazione atriale, in questo caso non esiste ancora un'app, perché lo studio nostro è stato uno studio spontaneo che non è sponsorizzato da nessuna società, e quindi non esiste adesso un algoritmo automatico che consente la diagnosi, l'autodiagnosi dell'infarto. Nei prossimi mesi sicuramente ci sarà un grande interesse su questo e saranno sicuramente disponibili dei sistemi di autodiagnosi. Quindi al momento questa tecnica deve essere utilizzata da un infermiere o da un medico, da una persona del sistema sanitario, perché ha bisogno di posizionare, di muovere lo smartwatch in diverse posizioni del torace. È ovvio che l'elettrocardiogramma standard rimane sempre la tecnica che deve essere preferita, ma in alcune circostanze è possibile che non sia disponibile un elettrocardiografo. Possiamo pensare a persone che sono in un ristorante, sono in aereo, sono in treno, cioè delle persone in cui esistono dei sintomi sospetti di infarto miocardico. I sintomi sospetti sono, come sappiamo, un forte dolore al centro del petto, soprattutto se si accompagna con sudorazione e con difficoltà della respirazione. Se è presente un medico o un infermiere che conosce questa tecnica, è possibile fare la diagnosi. Questa è la grande novità di questo studio. Parliamo adesso di cronaca. Con 3 kg di cocaina nascosti in un'auto, un 39enne è finito in manette a Gioia Tauro. L'uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato nel corso di un servizio antidroga. I poliziotti hanno cercato dappertutto nell'auto con l'ausilio del cane antidroga, il cui fiuto ha guidato gli agenti. La perquisizione nell'abitacolo ha riguardato i sedili, il cruscotto, poi la portiera posteriore, tolto il pannello. Nell'intercapedine della tappezzeria i panetti di droga sono stati scoperti l'uno dopo l'altro, 3 chilogrammi di cocaina. L'uomo, un 39enne, è stato arrestato dagli uomini del commissariato di polizia di Gioia Tauro con l'accusa di trasporto, detenzione e traffico di sostanza stupefacente. Ad insospettire i poliziotti nel corso di un servizio antidroga sulla strada statale 111 è stata l'andatura dell'auto che viaggiava troppo lentamente. Il 39enne non era da solo, ma in compagnia dei suoi familiari. Condotto negli uffici del commissariato, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale. Scoperta la droga, il 34enne si è assunto la piena responsabilità del possesso della cocaina ed è stato portato in carcere. Parliamo adesso di teatro, vediamo com'è andata la stagione nella Locride nonostante il Covid. Sarà un inizio di settembre all'insegna del teatro nell'Alto Ionio Regino. Il centro teatrale meridionale, diretto dall'attore e regista Domenico Pantano, ha definito un cartellone che allunga questa estate culturale. Spettacoli sia alla corte del municipio di Locri, sia al Teatro a Castello, a Rocella Ionica, fino a pochi giorni fa location del Festival Jazz Rumori Mediterranei. Domenico Pantano e i suoi collaboratori hanno voluto allungare proprio per dare un senso in più in questa stagione non molto felice alla vita quotidiana di un territorio che di teatro sa, che ha molti esperti e che di teatro vuole continuare a nutrirsi. E bisogna dire
che nelle recenti serate. Molti sono stati gli spettacoli di grande livello. Solo 2 giorni fa Giuseppe Pambieri ha portato in scena uno spettacolo su Giacomo Leopardi, tra le tristezze, le ispirazioni, il talento del poeta, quindi un approfondimento sulla biografia del Vate di Recanati, una stagione che trova il riscontro della gente, che plaude alla iniziativa di Pantano e dei suoi collaboratori e che dimostra di avere voglia di ritrovarsi per parlare e soprattutto assorbire gli elementi di una cultura classica ma che non tramonta mai. A Fuscaldo adesso sul Tirreno Cosentino per il famoso Festival delle Alici, che quest'anno però ha subito un ridimensionamento per via del Covid. Una 10ª edizione anomala per Alicin Festival, la manifestazione che si svolge in estate a Fuscaldo. Quest'anno si è tenuta in maniera sobria e ridotta per via delle restrizioni dettate dal Covid. È stata una manifestazione ridotta ai minimi termini, infatti questa sera abbiamo preferito non fare la solita manifestazione con gli stand gastronomici per le ovvie difficoltà a mantenere le distanze imposte dal decreto anti-Covid, quindi abbiamo deciso comunque di fare una manifestazione e questa sera abbiamo premiato, abbiamo fatto la seconda edizione del premio Fuscaldo Alicin Festival, premiando le personalità di spicco della terra calabrese. In più abbiamo voluto dare un riconoscimento alle associazioni, ai ristoratori che nel corso di queste ormai 9 anni hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, perché loro comunque hanno partecipato attivamente cuocendo e preparando i piatti di Alici in tutte le ricette possibili e immaginabili, quindi abbiamo voluto dare questo riconoscimento. L'auspicio è che sia stato un anno di transizione per tutti, una festa anomala, un'edizione che verrà ricordata negli annali di questo evento, e il sindaco sottolinea cosa è mancato a tutta la comunità. Ci manca intanto l'apprezzamento della gente che veniva in modo entusiasta non solo a degustare le alici fatte in 1000 modi, ma soprattutto, come dire, con la voglia di divertirsi, di vivere serate meravigliose, di raccontare poi tutta queste serate magiche, ma soprattutto per la ripercussione che questa iniziativa all'estero, dove ci sono i nostri concittadini, dove ci sono i compaesani che vivono un momento di orgoglio, di irrobustimento delle proprie radici, della propria fierezza, e quindi ecco, ci manca questo messaggio. E poi soprattutto dalle telefonate che abbiamo ricevuto c'è stata grande delusione, proprio perché aspettavano questa kermesse, ma hanno capito perché la salute bisogna sempre anteporla a qualunque forma di iniziativa di questo tipo. E anche a Rocca Imperiale hanno fatto un bilancio proprio di quest'estate 2020, perché quest'anno non si sono svolti per via della pandemia gli eventi di spettacolo e di cultura. Rocca Imperiale, la porta d'ingresso della Calabria, che nel corso degli anni si è distinta per qualità e quantità di eventi di grande spessore artistico e culturale, quest'anno non ha programmato alcun cartellone estivo. A malincuore abbiamo fatto da subito la scelta di non fare eventi, ma perché abbiamo messo la salute al primo posto, perché puoi fare piccoli eventi, però un minimo di assembramento si crea sempre. Quindi da subito abbiamo fatto questa scelta dolorosa, perché sappiamo benissimo che dietro a un evento ci sono famiglie che ci mangiano. Penso che quest'estate ci deve insegnare tanto per il futuro. Una decisione molto sofferta e dolorosa, che però ha consentito ai tanti turisti e visitatori di godere con pienezza e in serenità di ampi spazi, del mare bandiera blu limpido e pulito e del fascino senza tempo di uno dei borghi più belli d'Italia. Questo è stato un anno di pausa, ma un anno di grande riflessione. Ci ha consentito di prendere fiato rispetto ai problemi, allo stesso tempo di valorizzare quelle che sono state 2 grandi iniziative, quella della bandiera blu, che non solo, come dire, ha dato la possibilità a Rocca di issare una bandiera, ma allo stesso tempo di certificare ulteriormente quelle che sono le nostre acque cristalline.
allo stesso tempo la qualità della depurazione. Quest'anno è stato un anno importante, i turisti hanno accolto favorevolmente quella che è stata non solo una conquista, ma quella che è stata una certificazione reale sul campo, che hanno verificato quotidianamente. Allo stesso tempo le nostre spiagge sono state spiagge particolarmente utilizzate, piene, ricche, perché il distanziamento è stato un distanziamento naturale, perché le persone ancora una volta hanno avuto la possibilità di utilizzare dallo scoglio ai ciottoli e alla sabbia, ma in maniera naturale si è verificato, diciamo, quel distanziamento che in tanti invocavano. E adesso vediamo l'andamento della borsa. Chiusura incerta per gli eurolistini. Il focus degli operatori resta prevalentemente sui segnali di ripresa dell'economia, seppur con un andamento differenziato tra paesi. Sullo sfondo permangono le preoccupazioni legate all'incremento dei contagi e alle tensioni geopolitiche che rendono incerto l'outlook per i prossimi mesi. Sul fronte macro incerto il quadro macroeconomico dell'Eurozona, che continua ad evidenziare una modesta ripresa del comparto manifatturiero, ma registra una variazione negativa dell'indice dei prezzi al consumo, meno 0,4% su base mensile e meno 0,2% su base annua ad agosto, segno che la ripresa è ancora debole. A Piazza Affari il FTSE MIB, il CAC 40 di Parigi e l'Ibex 35 di Madrid archiviano gli scambi in flessione dello 0,2%. Leggermente positivo il DAX di Francoforte a più 0,2%, mentre il FTSE 100 di Londra termina a meno 1,7%. Oltreoceano avanzano il Dow Jones e l'S&P 500 a più 0,3% e soprattutto il Nasdaq a più 0,9%. Sul Forex l'euro-dollaro risale e si attesta a 1,195, mentre il cambio tra biglietto verde e yen scambia in area 106. Tra le materie prime in rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,3% a $45,9 e il WTI a più 1,3% a $43,2 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si riduce leggermente a 145 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,04%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano Banca Generali a più 3,3%, Banca Mediolanum a più 3,1% e Campari a più 2,2%, Atlantia a più 1%. Sottotono invece Biper a meno 2,7%, Tenaris a meno 1,9% e Telecom Italia a meno 2,1%. Grazie e buon proseguimento di serata. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Una vasta saccatura di origine atlantica interessa l'Europa centrale. Il fronte freddo associato a tale perturbazione ha attraversato la nostra regione nella notte a cavallo tra lunedì e martedì, convogliando correnti di maestrale che hanno fatto abbassare decisamente le temperature, aumentando il moto ondoso dei mari e provocando pochissime piogge. Si apre quindi una nuova fase di tempo destinata a durare alcuni giorni, caratterizzata da temperature più fresche e passaggi nuvolosi quasi del tutto sterili. Domani graduale aumento della nuvolosità, il cielo quindi da parzialmente nuvoloso diventerà quasi ovunque nuvoloso, ma con pochissime piogge che dovrebbero limitarsi ad interessare solo il Reggino. Temperature stazionarie, quindi sempre un caldo molto gradevole. Passiamo a mari e venti. Domani i mari saranno inizialmente quasi ovunque mossi, ma poi vedranno diminuire il loro moto ondoso, divenendo poco mossi. I venti saranno deboli, di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.